non ho mai deluso il pubblico e stasera sto cantando con grande amore e grande affetto verso questa gente che mi ha sostenuto a me, a Sal Da Vinci, a Gino Da Vinci che avete visto, a una moglie che mi ha dato 6 figli che sta in sala, con grande amore. E io spero che questa mia serata non sarà l'ultima, ma sarà un inizio dopo 31 anni che lanciai la grande sceneggiata senza sangue, senza sparatorie, telenovelle, una storia di mio figlio Gino Da Vinci, Miracolo e Natale. Debuttava con me Sal Da Vinci e ci aveva 6 anni ad una zona popolarissima, era San Giorgio, no, Ercolano, Teatro Primavera. Il maestro l'ha portato in braccio a Sal e ringrazio tutta l'orchestra stasera, con grande amore. E al maestro Sciotti che ha scritto per me per tanti anni. Ci sono i figli in sala, c'è Enzo Buonamore che con me è stato per una vita intera, ci sono ragazzi che si sono cresciuti in teatro. Io accennerò soltanto questo brano perché poi io spero di ritornare con un grande spettacolo a ottobre, Montevergine, che presentai a Domenica In, Sorrentino. Allora, io accennerò perché era doveroso stasera, dopo 31 anni dei miei spettacoli, si parla tanto della sceneggiata. Io amo la sceneggiata perché Beniamino Maggio, Trottolino, i più grandi, Anna Walter, Liliana, Enzo Vitale, i grandi Maria del Monte, i grandi Virginia da Brescia, Graziella Marina, sono stati per tanti anni con me. Enzo Buonamore è nato nelle mie mani e quindi via Versi che vediamo che dice comprare l'acqua minerale, è stata con me per 10 anni, per la signora che vedete in televisione, la suora, quella che fa comprare l'acqua minerale, è stata con me per tanti anni. Ho avuto le più belle compagnie e ne sono fiero. Dopo 20 anni, perché quando ci siamo divisi io e Sal Da Vinci, dico tu prendi la tua strada e io vado. Una stanza, prendo scuro, la benda innanzi a luci. Sono 7 giorni che aspetto se un miracolo si fa. Sal, papà, mamma mia, dove stanno? Zitto, nonnino mio, non nasce da, sta dormendo. Sal, oggi è Natale, è una festa di guaglione. Chissà sta festa, lo ci arrava a me. Pastuccio che non tengono luce, ma c'è sta andare la vita, notte e giorno. Sti braccia non hanno avuto, non li faccio. Ma tremma da tutto, chissà perché. Miracolo, miracolo, e come bella chiama, Gesù suo chiediglia, che ad ammazza va, a goccia, anche all'interno. Io mi parli alla Natale che posso venire a Napoli stando in pace con il mondo intero e ci vuole un grande miracolo che stiamo sempre in terra. Voglio dare, ecco,
un accenno soltanto ad un altro grandissimo spettacolo e poi chiudiamo con Un soldato innamorato. Chiamerò tutti gli attori, i ballerini, tutti quanti che si sono esibiti e canteremo insieme per dire grazie, grazie, grazie al buon Dio che ci fa vivere e farà vivere sempre bene i nostri soldatini che stanno laggiù. Ritorno.